Vi ringrazio perché questo invito mi ha offerto l'occasione per iniziare a conoscere Marco. Questo è stato un regalo bellissimo, un regalo bellissimo, sì. Noi diciamo di Marco, innanzitutto l'iniziativa di Don Gianluca Trovato, il rettore del santuario di Montallegro, che giustamente ci ha detto: ma non pensate che sia bello che il vescovo Giampio conosca la storia di Marco? E lei abbiamo detto certamente, ma poi ci ha sorpreso il vescovo perché si è proprio coinvolto personalmente. Marco in un suo breve pezzettino scrive che Dio parla in ogni cosa vera. E il vescovo ha ripreso questo fatto, no? Che parla nel cuore di ciascuno, nel cuore di ciascuna, chiunque nel mondo c'è un'impronta di Dio, no? La cosa prima è una sorpresa perché ci siamo trovati a 10 anni dalla morte di Marco. Noi davvero siamo, come dire, anche noi partecipiamo stupiti proprio di questa vita nuova, ecco, che ogni anno è come se appunto in questo giorno dei Santi Marco ci voglia far vivere. Io personalmente, noi in famiglia ci sentiamo costantemente impreparati. In questi giorni effettivamente stiamo ricevendo tantissimi messaggi e ci dicevamo prima, quest'anno le vogliamo raccogliere, no? Queste cose che ci hanno scritto. Aver conosciuto Marco, anche solamente attraverso incontri e il libro, mi ha permesso di scoprire un modo di vivere che per me era inimmaginabile. La paternità, come dire, più potente, ecco, che io ho vissuto è stata non tanto, ecco, quella, mi viene da dire, diretta, ecco, con i miei figli, no? Quindi con le mie figlie e con Marco quando era vivo, ma la paternità che stiamo vivendo adesso con tutti i ragazzi che vengono che vengono al pellegrinaggio, comunque tutti i ragazzi che si sono affezionati alla nostra famiglia e a Marco, e in questo modo io vedo in loro davvero, come in tutti, la vita di Marco, ecco. E mi sono trovato davanti ad un gigante, perché è proprio così, in cui certamente molti giovani possono ritrovarsi.